Ciao ragazzi, ma soprattutto ciao bambini. Oggi vi racconteremo la favola di Pinocchio. Bravo, oggi sei proprio preparato. Allora, chi erano i protagonisti della favola di Pinocchio? Innanzitutto era Pinocchio, perché sennò la favola non c'era. Sì. Poi c'era il papà che si chiamava Bastoni di legno. Bastoni di legno, sarebbe tipo un nome e cognome. Detto Germano. Geppetto. 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 Poi nella falegnameria ci stava un piccolo animaletto, si chiamava Grillino. Grillo, Faceva qui. che è una papera. Grillo, faceva, si chiama Grillo, fa gri. Il grillo Sì, parlante. il grillo parlante. Poi che c'era? Poi che c'era? Mangia fuoco, bravo. Luce. Lucigno. Se era femmina, era maschio, si chiamava Lucignolo. Ok. E poi ha trovato i due, il gatto e la volpe. Bravo. Oggi sei proprio la coda proprio sei proprio lunga. preparato e ti sei drogato proprio oggi. Ecco. Alla fine invece troveranno quella che la salverà, Quella che salverà loro, un pesce enorme, grandissimo. Il baloni, la belva, la cosa, come si chiama? Lei stava al mare, sono loro che sono andati a cercare. La balena, la più Oh. grande del mondo. Allora, iniziamo questa favola. Come tutte le favole iniziano, c'era una volta Pinocchio chi era? Pinocchio una volta era di plastica, una volta era di legno, una volta era di vetro. Bambini, Pinocchio era solo di legno. Non date retta a lui che di plastica. Riciclabile magari pure. Era di legno. Un giorno Geppetto, che era povero, giusto? Sì. Non è che era un falegname ricco, era povero. Sì. Per riscaldarsi è andato da Mastro CD. Magno Striligno gli ha detto ma a prendere. Come si chiama? Mastro Striligno. Mastro CD. Ciligno. Mastro CD. Ciliegia. Mastro Ciliegia. Siccome aveva freddo è andata. Gli ha detto scusami, mi potresti regalare un pezzo di legno? E il Mastro Ciliegia gli ha detto guarda, io ho questo pezzo di legno, però lui era furbo e sapeva che c'era qualcosa che non andava, giusto? Sì. E gli ha regalato a Geppetto. Sì. E Geppetto l'ha messo nel legno, l'ha messo nel fuoco. Sì. E è ritirato fuori perché sembrava vivo quel pezzo di legno, giusto? Sì. È uscito lo tirato fuori dal fuoco. Sì. E poi che è successo? E dice vabbè, allora a sto punto lo lavoro, faccio un burattino. Certo. Perché lui non aveva figli, giusto? Certo. E ha cominciato a lavorare il burattino. E il burattino come si muoveva? Il burattino si muoveva come gli anni come Max Jackson. Chi è Michael Jackson? I cantanti. Michael Jackson. Ecco, Michael Jackson. Non c'entra niente. Però va bene qua. Si vedeva come Michael Jackson, giusto? Sì. Allora, ha cominciato a lavorare sul pezzo di legno. E poi che è successo? Che è successo? Che la notte Pinocchio si è. Lo sai tu, io non la capisco. Non te l'hanno raccontato mai a fare di Pinocchio a te? No. La mattina successiva il pezzo di legno è diventato un bambino vero. Come? Un bambino vero. Ecco. Allora Geppetto è tutto contento, dice, adesso lo mandiamo a scuola. Sì. Gli ha comprato. Che cosa gli ha comprato? Gli ha Per comprato scrivere un po' di caramelle. Gli ha comprato un panino. Un panino. Sì, un panino alla porchetta che ha comprato. Una porchetta. Non c'era manco usato per mangiare lui e mangiare la porchetta. Gli ha comprato un libro dove scrivere. Sì. Giusto? Poi gli ha fatto un vestitino tutto di ricamato Allora, abbiamo capito che Geppetto era è brutto dirlo, ma era un morto di fame, voglio dire. Sì. Non c'aveva da mangiare.
Sì. C'era da vestire, però che è successo? Gli ha fatto un vestito di carta, Sì. giusto? Allora, e l'ha mandata a scuola, Sì. ma Pinocchio non andava a scuola. No. Perché? Perché non era bravo, non riusciva a capire. Ma gli poi piaceva andare a scuola, Gli non gli piaceva andare a gli scuola. piaceva la strada. La strada gli piaceva. E scappava, giusto? Sì. Un giorno ha trovato a chi? Un suo compagno di scuola. Sì. Ha trovato a chi? A A Lucifero. Lucifero. Lucignolo. Lucignolo. E Lucignolo che ha detto: vieni con me nella città del divertimento, Sì. dove c'erano tutti gli altri bambini. Sì. Sì che? Che L'ha portato. c'è la roda, Bravo, le bravo. macchinette, Sì, il tagatà, c'era il casino, il calcinculo, c'era il e l'ha portato in questa città. Ma che è successo in questa città? Che la mattina dopo tutti i bambini sono diventati burattini, tutti di legno. no, sono diventati siccome erano tutti bambini che non andavano a scuola, tu quando vai a scuola che fai? Diventi Uno scolaro. no, con la inizia. Perché se mette la S? Dentro la una sì? Un asino, un asino. asino. Sono diventati tutti asini, giusto? Sì, vero. Te lo ricordi, no? Sì, Ok, sono diventati tutti asini. sì, A questo punto che è successo? Quelli che hanno organizzato tutta la città del divertimento sì. hanno venduto tutti gli asini. sì, Ma Pinocchio l'aveva capito sì, e si è buttato al mare. sì. Ma in tutto questo chi c'era che lo proteggeva? C'era una C'era una Fatima. che era araba. Fatina. Una Fatima con le bastecche. Con le bistecche. Con le bistecche che faceva venire e dai su e dai no, trattallà. Così era, precisa. Vabbè, era la Fatina, dai. Ma prima di tutto questo, Sì. che noi siamo andati avanti perché sennò poi è troppo lunga la cosa. Sì. Ha incontrato due furbacchioni. Sì, uno si chiama Otello, quell'altro si chiama Geppetto. No! Il gatto? E la volpe. Che gli ha detto il gatto alla volpe? Gli ho detto quanto sei bravo, te ci devi ascoltare quello che ci devi dire. Sì, però siccome lui si era venduto i libri, Sì, aveva i soldi, i Sì. 3 denari, ha detto seppelliamoli qui che cresce l'albero. Sì. E Pinocchio ci ha creduto, giusto? Sì. Non è che è un bambino, voglio dire. sì, Anche tu ci credevi. sì, E ci ha creduto. Sì. A sto punto, dopo tutto questo, volevano fregarlo, no? sì, E l'hanno pure sì, appiccarsi. impiccato. Sì, impiccato, con Ah, la piccato. corda, con... Ma l'ha salvato l'altra volta la Fatina. La Fatina. farfalla. La Fatina. 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 Di colore, che colore era? Colore celeste mare. Però, questa la ricordi. Allora, andiamo avanti, Sì. perché noi facciamo tipo come i film, vanno Sì. avanti e poi vanno ritornano indietro, Sì. ma non è che facciamo i favori Sì, normali. sì, no? sì. A un certo punto, dopo che lui si è buttato dalla scogliera Sì. perché era un asino, Sì, la Fatina l'ha trasformato in pezzo. di legno. Bravo, perché sennò così galleggia. Perché Galleggia e non moriva. Bravo. Perché non sapeva nuotare. Esatto. Nel frattempo, ritorniamo ancora indietro. Sì. Geppetto si era buttato, cioè non è che si era buttato, è andato con la barca a Sì. cercare Pinocchio. Sì. Ma la barca era affondata, Sì. però ancora non si sa dove è andato Sì. Geppetto. Sì. È andato a cercare Pinocchio Sì. e da lì passava Una scogliera. la ba? Una ba. Comincio con la ba perché c'è con la sco. Con la ba. Ba, che è ba? Balena, una Balena, balena, balena. che nuotava lì in giro Sì, sì. e si è mangiato a Pinocchio. A Pinocchio. Pinocchio. E dentro c'era il nonno che cuciva No, la balena. Pinocchio prima, Ah, Pinocchio Geppetto prima. dopo. Dopo. Non è che Pinocchio è trovato a Geppetto, è Geppetto Sì, che è trovato a Pinocchio. Sì, va bene. Ok. Allora. Ma quando dove sta Paolo? Cosa facciamo durare? Allora. Geppetto ha trovato nella pancia della balena Pinocchio. Sì. E che è successo?
che te... Ma no, come stai? Di qua, di là, perché sei scappato, io non ho voglia di studiare. E dice, vabbè, allora te ne vai a lavorare. Sì. Però dovevano scappare dalla pancia della panina, giusto? Sì. E come l'ha fatto? Dentro Dentro la panina c'era un tavolo con... No, se io parto col to, tu dici perché parti col ta? Devi partire col to, un to. Però che mangi la sera, che non c'hai niente da mangiare, che ti mangi? La scaletta? La torta torta con la marmellata. No. Dentro la scatoletta non c'è una torta. Tu apri la scatoletta e ti mangi il tonno. Oh, c'è il tonno. C'era il tonno. Quindi che è successo? Il tonno, c'era un tonno dentro la pancia della balena. Sì. Poi poi il tonno parlava. Era un tonno parlante in giro. Sì. Sono saliti sulla groppa del tonno e sono scappati via. Sì. E il tonno l'ha portati alla riva. Alla riva, vede la spiaggia lì alle Maldive. Non fregava niente la spiaggia, loro se lo volevano salvare, che era in vacanza. Vabbè. E così finisce la favola. Sì. Geppetto recupera Pinocchio che era diventato un bel bambino. Sì. E vissero felici e contenti. Oh, così finiscono le favole. Ecco. Ragazzi, questa è una favola per tutti, per generale 30, 40, 50, generale, 70, come in generale? In generale per tutto il mondo la portiamo. No, avevo capito per le forze armate, in generale. Per tutti i bambini del mondo. Tutti i bambini del mondo. Questa è la seconda favola di Natale. Sì. Ciao ragazzi, grazie, ciao bambini. Un saluto, buon Natale. Ciao, ciao. Grazie, ciao.